censura. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno e benvenuti ad Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Il primo tema che vogliamo affrontare riguarda il Festival letterario di Salerno, dove è venuto fuori un putiferio a causa delle parole pronunciate qualche giorno fa da Erri De Luca, il quale dichiarava in sostanza di essere sionista, cioè rivendicava il valore storico di questa parola, dicendo appunto che era a favore della esistenza di uno Stato di Israele, uno Stato che dunque si difende anche militarmente. Scusate, lei è un gatto, un piccione, si chiama Totti. Adesso arriverà anche l'altro che si chiama Olivia. Ma dicevamo appunto che Erri De Luca si è dichiarato sionista. Inoltre ha detto che a Gaza non è in corso alcun genocidio. Le dichiarazioni non sono state prese benissimo, per usare un eufemismo, a sinistra, e c'è da notare che appunto viene colpito uno scrittore che di certo non è di destra, anzi forse è lo scrittore più a sinistra che abbiamo, perché Erri De Luca è un ex del servizio d'ordine di lotta continua, quindi duri e puri della contestazione del movimento studentesco, e successivamente si è distinto ed è andato anche a processo, se non ricordo male, per aver supportato, con parole ovviamente, il movimento Notav, quindi la Val di Susa, che è un po', come dire, l'incubatrice di tutto il mondo dell'anarchia rivoluzionaria di sinistra. Questo significa in sostanza che il politicamente corretto, come dire, colpisce indiscriminatamente, colpisce prevalentemente, quando possibile, ogni volta che è possibile, gli scrittori o gli intellettuali che si schierano a destra, ma ormai, come dire, non è immune dalla scomunica neppure appunto un autore come Erri De Luca, che appunto si schiera chiaramente a sinistra. Peraltro Erri De Luca aveva chiesto scusa, aveva detto che sì, rivendicava i termini, però è vicino alla causa palestinese, eccetera, 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 ma questo non è servito a niente, cioè il fatto che si sia un po' rimangiato le dichiarazioni non è servito a niente. E al salone, attorno alla notizia, qui al Festival della Letteratura di Salerno, hanno pensato bene di togliere a De Luca la prolusione, la lex magistralis che gli avevano affidato per aprire il festival. Poi gli hanno detto: beh, ma non è che non ti invitiamo più, vuol dire che tu non terrai la preclusione, ma potrai fare altri incontri. Proposta che probabilmente De Luca ha ritenuto offensiva, perché insomma ti tolgono la cosa principale, ti danno uno strapuntino. Ovviamente non è non è bello essere trattati così, diciamo. E quindi ha annunciato che non andrà al festival. E qui ci sono alcune cose da osservare. La prima cosa da osservare è la mancata solidarietà dei suoi colleghi, cioè provate a immaginare la vicenda, diciamo, di segno opposto, uno scrittore pro-Palestina che usa la parola genocidio. Se per caso questo scrittore immaginario venisse appunto escluso da un festival per questo motivo,
avremmo appelli, sfilate, cortei, in difesa della libertà d'espressione e tutto quanto. Ma si vede che la libertà d'espressione vale solo per certe idee, tutte le altre invece non meritano appunto di essere, non rientrano nella categoria della libertà d'espressione, che quindi è una categoria un po' bizzarra, un po' monca. Infatti quasi nessuno si è schierato a favore della libertà d'espressione di Erri De Luca e Cotroneo ha rinunciato, Flores D'Arcais, ma insomma sono diciamo casi isolati. Ben altro abbiamo visto quando a essere attaccati erano invece scrittori di sinistra che portavano avanti come dire, il programma, tra virgolette, del politicamente corretto. E quindi la cosa come è finita? A parte che è ancora in corso, per il momento Erri De Luca non si presenterà al Festival di Salerno. Gli organizzatori, che sono anche persone stimabili, hanno messo la classica toppa che era peggiore del buco, cioè in sostanza hanno detto: beh, ma noi non potevamo far aprire il festival a Erri De Luca perché le sue posizioni le abbiamo trovate imbarazzanti, non volevamo, come dire, turbare la sensibilità del pubblico, abbiamo evitato che lui venisse quasi certamente fischiato, insomma, l'abbiamo fatto per mantenere una specie di pace o di concordia. Beh, questo ci dice che cos'è il dibattito culturale italiano, cioè ci dice che non c'è un dibattito culturale italiano, perché evidentemente il festival non ha il ruolo di dettare una linea politica, cioè mi sembra che a un festival letterario lecitamente partecipino scrittori e intellettuali di orientamento diverso, se non opposto. Meglio se opposto, nel senso che comunque il dialogo, il confronto, anche lo scontro bello duro, a parole ovviamente, dovrebbe essere ben accetto, cioè non c'è bisogno di trattare con paternalismo il pubblico sa decidere da solo se quello che ascolta gli piace o non gli piace, se vuole farne tesoro o se preferisce ignorare. Altrimenti se appunto la letteratura non deve dare fastidio, va bene, allora vuol dire che la trattiamo alla stregua di un oggetto di arredo, che deve essere lì, piacevole, è una cosa da guardare ogni tanto, ma chi se ne frega, è tutto sommato, no? Cioè un oggetto d'arredo, sì, uno si affeziona, ma uno vale l'altro. Non così dovrebbe essere invece il rapporto che abbiamo con la letteratura, perché se noi la consideriamo un arredo, vuol dire che per noi è un oggetto inanimato, non è vivo, quindi non è utile, non serve, non ci tocca. E invece la grande letteratura fa proprio questo, cioè ci tocca, ci costringe a riconsiderare le cose, a ampliare le nostre vedute, a riflettere. Ma come si fa a riflettere in un paese come il nostro, dove è una sola parola è ammessa, non tutte le parole, non c'è il pluralismo delle parole e delle idee, è ammessa una sola versione dei fatti, che è quella del politicamente corretto. Ed è così in tutti i festival italiani, in tutti i saloni italiani, in tutte le manifestazioni italiane. Se non hai, diciamo, se non sposi preventivamente un certo set di idee, come dire, automaticamente ti autoescludi o sei escluso di fatto, insomma, nessuno ti verrà a cercare. E nel caso di Erri De Luca, che ha esposto un'opinione coraggiosa, perché per dire sono sionista nel mondo della cultura di oggi ci vuole coraggio, in parte se l'è anche rimangiato, ma va bene, fa lo stesso. Ecco, lui per dire
una parola coraggiosa ha pagato il prezzo che sappiamo. Henry De Luca non ha certo bisogno della notorietà che gli avrebbe dato il Festival di Salerno, il contrario semmai, ma in ogni caso ha dovuto, come dire, pagare il conto al politicamente corretto. Eccoci ritornati all'alta tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Abbiamo parlato del caso di Henry De Luca, che è stato escluso dal Festival Letterario di Salerno per aver detto di essere sionista e per aver negato che a Gaza sia in corso un genocidio. Adesso passiamo a un altro tema molto più leggero, che è la cinquina dello Strega, che poi è una sestina, come tra poco vedremo. Infatti sono stati votati dalla Commissione i libri che si affronteranno appunto per la vittoria finale. Vi ricordo che questa Commissione ha dovuto scegliere questi 6 libri tra 79 titoli, il che implica che la Commissione abbia dovuto leggere 25-26 ore al giorno per poter leggere tutti i titoli. L'avranno fatto? Ma sì, io penso di sì. 25-26 ore al giorno di lettura, che cosa sono, tutto sommato? Allora, i libri in gara sono rimasti 6.
e vi leggo i titoli. Quello che ha ottenuto più voti è Michele Mari, autore dei Convitati di Pietra, che esce per Einaudi. Poi c'è Matteo Nucci, che ha fatto un libro, Platone, una storia d'amore, per Feltrinelli. Poi abbiamo Bianca Pizzorno, che è autrice di La Sonnambula, edito da Bompiani. Poi abbiamo Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina, uscito per Mondadori, e Alcide Pierantozzi, autore dello Sbilico, altro titolo di Einaudi, che quindi ha due autori nella sestina, Michele Mari e Alcide Pierantozzi, appunto, con lo Sbilico, e poi c'è, diciamo, per statuto lo Strega accoglie un sesto titolo che è, come dire, destinato alla riserva indiana dei piccoli editori. Questa volta tocca all'editore Lorma, che si qualifica per la finale con il libro di Elena Rui, Vedove di Camus. Sapete che sostanzialmente si dice sempre, no, che il premio Strega è, come dire, non è un vero premio dove i votanti, che si chiamano Amici della Domenica, decidono liberamente, no? Cioè è un premio che viene assegnato su base editoriale, no? Cioè gli editori più o meno si mettono d'accordo, poi dopo ognuno ha i suoi pacchetti di voti, una volta confluiscono su un titolo Feltrinelli, una casa editrice a caso, un'altra volta confluiscono sull'Orma, e sto sempre dicendo editori a caso, ma sostanzialmente appunto viene deciso dall'alto chi deve essere il vincitore. Quanto vale il premio Strega? Ci sono teorie diverse. Allora, un tempo sicuramente valeva 100.000 copie, stiamo parlando degli anni in cui ha vinto, primi anni 2000, in cui hanno vinto ad esempio Paolo Giordano o Silvia Vallone, sì, anche ha vinto, questi premi venivano dati a un autore esordiente, che quindi era un piccolo investimento della casa editrice, relativamente piccolo, si lanciava la carriera con il premio Strega. Poi è subentrato un momento diverso in cui lo Strega non moltiplicava più le copie, non valeva più 100.000, valeva qualcosa di meno, e diciamo che il premio veniva utilizzato per rilanciare il titolo di un autore già noto, sul quale la casa editrice aveva investito parecchio senza, diciamo, senza riuscire a fare il botto. E negli ultimi anni, infatti, i vincitori sono nomi piuttosto noti, Sandro Veronesi, Antonio Scurati, così via. Se voi guardate la sestina di quest'anno, vedete che Mondadori e Einaudi hanno tre titoli con marchi diversi, due Einaudi che però appartiene a Mondadori e uno Mondadori, cioè quello di Teresa Ciabatti, il che significa che sarà la Mondadori a decidere chi vincerà il premio Strega, in quanto appunto detiene tra i tre autori sommati, se noi sommiamo i voti che hanno avuto questi tre libri, c'è la maggioranza assoluta per decidere appunto chi è il vincitore. A questo punto, se diamo per scontato che Mondadori voterà come gruppo e non come singole case editrici, potrebbe decidere di premiare Michele Mari, che sarebbe un premio ben accetto anche dalla dirigenza dello Strega, perché Michele Mari comunque è uno scrittore di qualità e appunto sarebbe un premio quindi prestigioso, insomma, anche se bisogna dire che questo libro di Michele Mari in particolare, che si intitola I Convitati di Pietra, non è certo tra i suoi migliori, ma in ogni caso è un autore che è molto stimato giustamente.
Oppure potrebbe decidere di premiare Teresa Ciabatti che, scusate, con costanza eroica si presenta al premio Strega e con costanza eroica arriva sempre seconda. E quindi questa volta potrebbero decidere che non può arrivare ancora seconda e quindi vince. Naturalmente poi gli altri potrebbero decidere in teoria nessuno ti può obbligare a votare secondo ordine di scuderia, quindi se gli amici della domenica decidessero di fare un colpo di mano, cosa improbabile ma che può sempre succedere, allora secondo me rientrerebbero in corsa a titoli come dire, meno scontati intendo dire meno favoriti, ecco, diciamo così, e potrebbero essere Matteo Nucci, ad esempio, o anche la Pizzorno, che è editata da Bompiani. Qui il problema è che il libro di Nucci è un bravissimo scrittore, è traduttore e ha fatto cose ottime, però questo libro su Platone è veramente, come dire, tanto lungo quanto prolisso, ecco. Non è riuscito benissimo questo libro. Il libro della Pizzorno potrebbe farcela tranquillamente, autrice molto nota e considerata anche diciamo di alto livello, quindi questo sarebbe il panorama. Pierantozzi non mi sembra che abbia possibilità, anche se sarebbe bello, perché è un libro che parla appunto di squilibrio mentale, è un po' diverso dagli altri, sia come stile sia come contenuto, e quindi sarebbe bello in realtà vederlo premiato, così come sarebbe bello vedere premiato il libro di Elena Rui sulle vedove di Camus, che esce per un piccolo editore, che piccolo editore viene sempre viene sempre votato e infilato nella finale, però poi non riesce mai effettivamente a vincere. Questo è il mondo editoriale italiano. Da un lato la censura ha le idee e dall'altro un premio letterario, il più importante che ci sia in Italia, che come dire, va sempre a cercare quei romanzi, come dire, che sembrano rispettare tutte le regole non scritte, per fare un libro di alto livello e di successo. In realtà sono libri un po' stereotipati. Quest'anno meno, ma anche perché sono meno riusciti, cioè paradossalmente il libro di Nucci è una cosa fuori dalle righe, anche quello di Michele Mari, sotto certi aspetti stilistici. Quindi diciamo non c'è certo la propensione a rischiare, a osare, a provare vie nuove in nessun settore della cultura, diciamo, umanistica, letteraria, artistica italiana. Ciao. Avete ascoltato Alta Tiratura.